E buongiorno a tutti, benvenuti ad una nuova live di Reni Retro. Salve a tutti, siamo in live su Twitch, YouTube e Facebook e questa volta anche, penso, su Waveful, il nuovo social network tutto italiano. Sto provando a fare questa live anche su Waveful e vediamo come va. Se va bene, magari cercheremo poi di connetterci su Waveful così come facciamo con gli altri social tramite computer. Per adesso sono connesso tramite cellulare, ok? Quindi benvenuti, sono le ore 12:28 di questo lunedì 3 marzo 2025. Salve a tutti e benvenuti. Allora, qui alle mie spalle, per chi è collegato da YouTube, Twitch e Facebook, vedete un po' di riviste di cui dobbiamo ancora fare lo sfogliamo insieme. Sono un po' indietro per quanto riguarda lo sfogliamo insieme, però altre live hanno preso il sopravvento e quindi diciamo si è reso necessario posticipare questo mio format che è sfogliamo insieme. Oggi dobbiamo fare lo sfogliamo insieme di una rivista. Non so se qui riesco a fare, no, perché dovrei fare dovrei specchiare la videocamera su Waveful. Oh no, così non è specchiata. Forse così va bene. No, perché si dovrebbe leggere ZX Spectrum. Ok, allora va bene. Allora dedichiamoci, io faccio finta do la precedenza alla telecamera principale. Ok? Quindi quello che dobbiamo fare, lo sfogliamo insieme, è questa rivista edita da Sprea Editori che è dedicata al retro computing e in questo caso, come la numero 1 era dedicata alla Commodore, qui vediamo una rivista interamente dedicata a un altro computer che in quegli anni ha venduto parecchio, che è lo ZX Spectrum. Tra l'altro anche, come vedremo, dello ZX Spectrum sono uscite parecchie versioni, ok? E quindi parleremo appunto di questo computer completamente diverso dal Commodore 64, anche se poi utilizzava come base appena acceso un linguaggio di programmazione, consentitemi l'errore, il lapsus, un linguaggio di programmazione molto simile a quello del 64 che era il BASIC. Il BASIC all'epoca la faceva da padrone anche in MS-DOS, nelle prime macchine che venivano vendute all'epoca. C'era sempre una versione di GW Basic, il Basic l'ha fatto in quegli anni. Quelli che sono stati ragazzi in quegli anni ed erano tra virgolette dei nerd, praticamente conoscevano sicuramente il Basic, anche perché dovunque andavi avere una conoscenza magari anche di base di questo linguaggio di programmazione ti apriva parecchie porte, ok? Io infatti sono passato, diamo il buongiorno a tutte le persone che si connettono su Waveful, grazie per essere qui con me, grazie. E niente, andiamo a sfogliare questa rivista oggi. Quindi dicevo che io anche sono partito dal semplicissimo Basic del Commodore VIC-20, poi il Basic del Commodore 64, il Simon Basic sempre sul Commodore 64 e poi da quello tutti gli altri linguaggi di programmazione come Pascal, Turbo Pascal, Clipper, C, CX, DB2, alla fine erano tutti molto simili come linguaggi di programmazione. Ovviamente più si è andati avanti
con la tecnologia, più memoria si aveva a disposizione negli elaboratori elettronici, nei personal computer, e più, diciamo, questi linguaggi potevano essere evoluti e quindi sempre più ad alto livello, nel senso che erano più user friendly, passatemi il termine, più facili da usare da parte dell'utente, ok? E quindi diciamo questa è la quarta di copertina. Come faccio sempre, vi faccio vedere anche il retro della rivista. Questa è la quarta di copertina, lo faccio vedere anche agli amici di Waveful che sono connessi. Quindi questa è la quarta di copertina, anche se non so come si gira, come si specchia la fotocamera su Waveful, non ho idea. No, qui non si specchia la fotocamera, vabbè, resta così. Poi mi interfaccerò con il supporto per sapere come si specchia la fotocamera. Allora, quindi diciamo la prima di copertina, questa ve l'ho fatta vedere. Andiamo subito ad aprire questa rivista. Allora, la facciamo vedere bene agli amici che ci seguono da Waveful, da Twitch e Facebook, ed anche agli amici che ci seguono da Waveful. Allora, qui c'è tutto per lo Spectrum e c'è l'editoriale, ok? Quindi in prima pagina partiamo subito con un bel editoriale, bello ricco, che prende tutta una pagina, ok? E qui c'è una bella immagine anche di uno ZX Spectrum, diciamo il primo che uscì, quello con i tasti di gomma, che tutti quelli dell'età mia sicuramente si ricorderanno tranquillamente. Quello è stato, diciamo, il più venduto. Diciamo, lo Spectrum piccolino era talmente piccolo che con il suo alimentatore e il suo cavetto di antenna poteva essere riposto in un cassetto, e alla necessità bastava aprire il cassetto, tirare fuori questa piccola tastiera, il trasformatore e il cavetto di antenna, e si poteva subito iniziare a lavorare attaccando diciamo, questo computer a un comunissimo televisore, ok? Ricordiamo che questo piccolissimo computer aveva una particolarità molto importante in più del Commodore 64. Vabbè, a parte il fatto che poteva scrivere i comandi BASIC direttamente per esteso premendo una sola volta un tasto, e vabbè, quella era una comodità, però aveva un BASIC espanso anche a livello grafico, molto molto semplice da usare, con comandi come plot, draw, circle, eccetera, quindi che mancavano al Commodore 64, che invece nasceva, diciamo, con la grafica ASCII. Poi se eri un bravissimo programmatore in assembler o anche, diciamo, sempre però linguaggio macchina, potevi accedere alla modalità grafica del Commodore 64, che a mio avviso era molto superiore alla modalità grafica dello Spectrum. Anche i colori, dal mio punto di vista, sono sempre stati migliori quelli del Commodore 64 rispetto a quelli dello Spectrum. E qui c'è un bellissimo indice molto completo, eccolo qua, pieno di immagini, dove qui si parlerà appunto del timeline Sinclair ZX Spectrum, che ci farà vedere tutta l'evoluzione e le uscite dei vari modelli di Sinclair Spectrum, ok? Sir Clive Sinclair, il genio dietro allo ZX Spectrum parte 1, poi lo Sinclair ZX80, poi Sir Clive Sinclair, il genio dietro allo ZX Spectrum parte 2, poi c'è Sinclair ZX81, poi lo ZX82, tutto Spectrum, Microdrive, Interface 1 e Interface 2, i giochi dello ZX Spectrum, lo Spectrum in Inghilterra, lo Spectrum in Italia, l'arte di Rick Dickinson, il Super Spectrum, chiamiamolo così, della Timex, poi Timex e i cloni dello Spectrum, oltre la cortina del ferro, i cloni sovietici dello ZX Spectrum, poi lo Spectrum del Nord, il Sinclair QL, che io posseggo,
Sir Clive Sinclair, il genio dietro allo Spectrum, parte 3, lo ZX Spectrum Plus, lo ZX Spectrum, cioè non è il ZX, questo è lo Spectrum 128K, ZX Spectrum 128K tutti i giochi, il valore delle issue, Sir Clive Sinclair, il genio dietro allo Spectrum, parte 4, Sinclair Q5, Amstrad Sinclair, il futuro dello Spectrum, lo Spectrum Next, i nuovi giochi dello ZX Spectrum, Sir Clive Sinclair, il genio dietro allo ZX Spectrum, parte 5, il valore dei giochi e l'eredità dello Spectrum. Ok? Quindi questo è un indice molto molto completo e pieno di informazioni che riguardano questa altra macchina che diciamo si è contrapposta alla vendita dei Commodore 64 all'epoca, perché la guerra era aperta tra la Commodore e la Sinclair. Ok? Oh, guardate, questa è fatta proprio bene bene bene, guardate, questa è una timeline, ve la consiglio questa rivista già solo per questa timeline stampata come se fosse un poster, molto molto bella questa immagine con questo ZX Spectrum messo così, che è caratterizzato dalle barre oblique dei quattro colori rosso, giallo, blu e azzurro. Bello, veramente bello. Però ovviamente come vedete i colori dello Spectrum non lo so, c'avevano qualcosa che mi piacevano molto di più quelli del Commodore 64 e così anche i giochi, ovviamente i giochi del Commodore 64 erano qualcosa di eccezionale, di veramente veramente fatti bene. Quelli dello Spectrum hanno provato, per carità, ce ne sono tanti fatti molto molto bene. Poi c'è da dire anche un'altra cosa, che il joystick, i primissimi joystick del Commodore 64 erano tutti quanti o a microswitch o a lamelle, ma comunque di tipo tra virgolette, non posso dire digitale, però poco ci manca, erano on off, diciamo, anche le lamelle o i microswitch facevano contatto, quindi erano di tipo aperto chiuso. I joystick per il Sinclair, per lo Spectrum, se non ricordo male, erano di tipo analogico, quindi avevano questa levetta che poteva andare in tutte le direzioni. Il Commodore 64 aveva 8 direzioni base, che erano su, giù, destra, sinistra, obliquo su, obliquo giù, obliquo a destra, obliquo a sinistra. Cioè così, così, in basso, obliquo per in basso, obliquo destra, obliquo sinistra, giù, obliquo destra, obliquo sinistra, su. Quindi sono 8 posizioni, più il pulsante. E quelli erano i joystick del Commodore 64, mentre per il Sinclair ZX Spectrum avevano i joystick analogici che praticamente giravano, essendo analogici, potevano andare poco poco in alto a destra, poco poco più sempre più in alto, quindi erano diciamo più precisi, ma per me diciamo più scomodi per i giochi. Mi sono sempre trovato meglio con i joystick del Commodore 64 che, come ho detto, avevano 8 posizioni. Ok? E qua inizia l'intervista, più che l'intervista, qui è la storia, sbagliato a parlare. Scusate, essendo una live, qualche termine viene sbagliato. Quindi questa è la storia di Sir Clive Sinclair, ok? Il genio dietro allo Spectrum, quello che c'è stato molto prima dell'uscita dello ZX Spectrum, che poi uscì 16K, 48K, 128K, ne uscirono diverse versioni anche di Spectrum. E l'idea era quella sempre di fare alla fine un computer diciamo volto ad aiutare nei, diciamo, nei lavori quotidiani, ecco, se così possiamo dire. E questo qui si parla del Sinclair Z80, ok? Guardate, questo è il Sinclair Z80, ok? Quindi qui c'è tutto un articolo dedicato al Sinclair Z80, guardate altre 2 pagine
dedicate proprio al Sinclair Z80. Eccolo qui, Sinclair Z80. Ok, ho fatto vedere anche agli amici di Waveful questa pagina in particolare, facciamo vedere. Su Waveful so che è come TikTok, le live non rimangono, quindi per gli amici di Waveful collegati tramite Waveful, diciamo che possono trovare le mie live registrate sul mio canale YouTube, che è youtube.com/Renato De Vita, tutto attaccato. Ok? Oh, questa è la seconda parte, Sir Clive Sinclair, il genio dietro allo Spectrum. Facciamo vedere, aspettiamo che la videocamera metta a fuoco. Ecco, ecco altre due pagine, quindi parte 2, il Computer Literacy Project. Computer Literacy Project della BBC. Poi ovviamente si parla ovviamente di Acorn Computer, giustamente. Qui c'è un'immagine dello ZX81, quello con i tasti che si rovinavano perché erano, diciamo, non era proprio una tastiera, ok? Erano, chiamiamoli soft touch, ma si rovinavano queste tastiere a membrana, diciamole così, vengono chiamate proprio tastiere a membrana. Va bene. Quindi qui c'è tutto un articolo, la parte 2 di questo grande articolo diviso in 5 parti, dedicato appunto a Sir Clive Sinclair. Ok? Oh, e qua si parla appunto dello ZX81, un piccolo personal computer che sembra venire dal futuro, anche dalla forma accattivante, diciamo, per quando è uscito, diciamo le forme, poi ognuno ha cercato di dare una forma particolare al proprio prodotto. Non ci scorderemo mai la forma del biscottone Commodore VIC-20 e Commodore 64, che si sono portati dietro per diversi anni la stessa identica forma. Poi venne fatto il Commodore 64 che doveva ricordare parecchio l'Amiga 500, e quindi venne ridisegnato totalmente il case del Commodore 64 per diventare più simile a un'Amiga 500 che non al vecchio VIC-20. Ok? E qui quindi la guerra, che si può dire così, diciamo, passatemi il termine, delle forme dei prodotti, diciamo, era anche questa molto importante, quindi l'estetica che si dava a questi prodotti. I giochi dello ZX81, guardate, questi sono tutti i giochi, tutti, diciamo una parte dei giochi usciti per il Sinclair ZX81. Ok, qua c'era pure una tabella di caratteri, e queste erano, c'è anche diciamo un'immagine di quelle che erano delle demo che si potevano fare tranquillamente anche in Basic, facendo, diciamo, disegnare delle righe, dei cerchi, e con dei cicli for molto semplici si poteva andare a fare una demo con dei cerchi che partivano da una parte, arrivavano dall'altra, semplicemente con dei cicli. Era molto molto semplice, perché spostare questi cerchi, queste linee, questi poligoni, diciamo, sullo schermo risultava essere molto molto semplice, andando a modificare solo i valori di, diciamo, inizio e fine di una riga, oppure di centro e raggio di un cerchio, o parlando, diciamo, andando avanti così. Quindi, diciamo, questo basic avanzato del Sinclair ha permesso di fare in Basic delle cose che su Commodore 64 risultavano, per quanto con il Commodore 64 base, un po' più complicate, diciamoci la verità. Eccoci qua, queste sono altre due pagine di questa stupenda rivista, che io consiglio sempre di andare in edicola ad acquistare. Oh, qua si parla già dello ZX82, lo ZX82, qui c'è qualche periferica anche. Tutto Spectrum, per chi l'ha avuto e per chi non c'era. Ecco un sunto di tutto quello che un Sinclair user dovrebbe conoscere sullo straordinario ZX Spectrum. Vedete? Ed ecco il più venduto computer della Sinclair.
questo era lo Spectrum, ok? Quindi veramente un bel computerino, se non altro per la sua compattezza, era, ripeto, molto piccolo. Oh, e qui andiamo invece a vedere un altro Sinclair, che questo dovrebbe essere lo Spectrum Plus, questo con i tasti non più in gomma, con i tasti in plastica, che però io ce l'ho questo nella mia collezione, c'ho sia quello con i tasti in gomma che questo qui con i tasti in plastica, però avevano una grossa difficoltà, erano diciamo scavati verso l'interno per dare la forma del dito, di contro però non li potevi premere diciamo obliquamente dalla tua posizione come fai con tutte le tastiere, ma questi andavano premuti dall'alto verso il basso, perché sennò si davano cioè era scomodo premerli, non riuscivi a premerli fino in fondo e quindi il computer non rispondeva velocemente all'introduzione diciamo dei programmi, dei testi, di qualunque cosa. Quindi il che rendeva questa tastiera, dal mio punto di vista, questa è una cosa che dico io, dal mio punto di vista molto scomoda. Molto più comoda invece era la tastiera del Commodore 64 o degli Apple, dei primissimi PC, c'erano delle tastiere che ancora oggi funzionano alla perfezione. Questa per me era quasi più scomoda di quella con i tasti in gomma, quasi a livello di scomodità rispetto a quella dei tasti in gomma, quasi sullo stesso livello. Andiamo avanti, eccolo qui. Questo era un po' più grandicello come computer rispetto al primissimo ZX Spectrum con i tasti in gomma. E questo fecero anche la versione a 128K, ZX Spectrum 128 infatti si chiamava, e c'aveva 128 KB di RAM, laddove il Commodore 64 è rimasto vincolato ai suoi diciamo 38 KB liberi, ma 64 KB totali, e non servì a nulla neanche la 1764, che era un'espansione di RAM che uscì sia a 256K che anche a 512K, però diciamo il Commodore non la vedeva come RAM aggiuntiva come il VIC-20 con le sue espansioni, assolutamente. Veniva vista per esempio con il Geos come un RAM disk in cui si potevano copiare diciamo, i file necessari per far funzionare proprio il kernel del Geos, e quindi era molto più veloce a caricare l'interfaccia a finestre, mentre diciamo da Basic non erano disponibili. C'erano alcuni giochi e programmi che la sfruttavano, ma sempre come memoria d'appoggio, ok? Ma quindi mai come memoria di base del Commodore 64, ok? Veniva sfruttata come memoria d'appoggio. Vi faccio rivedere queste due pagine perché sono veramente belle, e c'è anche un televisore che diciamo a palletta, diciamo che all'epoca si trovava parecchio, il televisore quello a forma di casco, diciamo così, un po' rotondeggiante. Le periferiche dello ZX Spectrum, e qui c'è una doppia pagina dedicata a quelle che sono state le periferiche, alcune delle periferiche fatte per questo piccolo home computer, ok? Micro drive, interface 1 e interface 2. Una periferica che era comune a tutti e due i computer, che quindi all'epoca veniva molto usata, era il registratore a cassette. Allora, mentre il Commodore 64 aveva il suo dataset, il più venduto fu il dataset della Commodore, però ce n'erano anche di compatibili, attenzione, venivano fatti dei registratori diciamo un po' più economici, modificati all'origine in fabbrica con la presa speciale per Commodore 64 e Commodore VIC-20, e potevano leggere le cassette, anche quelle da edicola. Cominciarono ad uscire sempre in edicola anche delle cassette che erano lato A CBM 64, lato B ZX Spectrum. Ci ricorderemo benissimo i due colori arancione Commodore 64 e azzurro o blu
se vogliamo, per il Sinclair ZX Spectrum. E quindi la prima diciamo, unità per registrare e caricare programmi fu appunto un registratore. Nel caso dello ZX Spectrum bastava un qualsiasi registratore con entrata microfono e uscita cuffia. Insieme allo Spectrum veniva venduto, io ancora ce l'ho, un cavetto con doppio, con due jack, mini jack stile cuffia, monofonici, per attaccare diciamo l'uscita audio del Sinclair all'entrata mic del registratore e l'uscita audio del registratore all'entrata line-in del Sinclair, in modo da poter caricare i giochi. La differenza sostanziale qual era? Che mentre il Commodore 64 andava anche ad alimentare il dataset, quando veniva trovato un programma e compariva la scritta found, il Commodore 64 era in grado di fermare il registratore fin quando uno non premeva spazio o poi in automatico dopo qualche secondo iniziava il caricamento e il registratore ricominciava a girare. Nel caso dello Spectrum non era così, perché il registratore veniva alimentato separatamente. Ok? Queste sono tutte cose che vi racconto io, racconti di vita vissuti, cose che io ho vissuto in prima persona. Ok? E quindi questo poteva capitare che se il caricamento, magari found, il nome del programma trovato, magari si fermava un attimo lo Spectrum, il registratore continuava a camminare, poi iniziava diciamo i dati sul registratore e lo Spectrum magari poi non riusciva a caricarlo correttamente perché il programma diciamo era già iniziato nella cassetta. Ok? Quindi andiamo avanti. Qui si parla anche di micro drive, perché poi subito dopo il registratore vennero utilizzate delle schedine che potrebbero ricordare delle compact flash, delle schedine RAM moderne, ed effettivamente era così, erano dei micro drive che non erano né dischetti floppy da 5,1 né da 3,5, erano particolari, delle schede particolari che venivano utilizzati dentro questo micro drive per salvare e caricare programmi e giochi. Andiamo avanti, qua si parla dei giochi dello ZX Spectrum, ok? I giochi dello ZX Spectrum. Facciamo vedere anche agli amici di Waveful, eccoci qui, e quindi qui c'è diciamo un elenco di giochi. Maniac Miner, eh sì, pure quello me lo ricordo, e qui si continua con i giochi, guardate che c'è una bella carrellata di giochi, e come non ricordarci di Batman. La Ocean faceva dei bellissimi videogiochi sia per Commodore 64 e sia anche per ZX Spectrum, veramente fatti bene. Comunque c'erano diverse case, io oltre alla Ocean ricordo anche la Microprose, poi ovviamente pure per Amiga, ce ne furono tante. US Gold. Ok, vedi Driller, me lo ricordo, Driller, Leaderboard, il golf, come vi ho detto io su Commodore 64 ci ho giocato tantissimo con Leaderboard Golf, e c'era anche la versione per ZX Spectrum di Leaderboard. Ovviamente c'era pure International Karate Plus, sempre su ZX Spectrum, vedete? Un salto nel passato con diciamo con queste immagini contenute su questa rivista, veramente bello. Outrun, anche Outrun venne convertito sia per Commodore 64 che per ZX Spectrum. Outrun ebbe un enorme successo dove in sala giochi sul cabinato, versione arcade. Ok? Pole Position c'è anche qui. Mentre Outrun tu stavi a bordo di una Ferrari da strada, su Pole Position guidavi una macchina da Formula 1. C'era pure CSHQ della Ocean, sempre molto bello. Tanti giochi si sono susseguiti nel tempo, negli anni. Lo Spectrum in Inghilterra.
quindi il successo che ha avuto in Inghilterra, diciamo tutto un articolo dedicato appunto allo sviluppo dello Spectrum in Inghilterra. E qui c'è lo Spectrum nel mondo, lo Spectrum nel mondo, vedete? Lo Spectrum nel mondo. Andiamo avanti, Dalek Attack, chi se lo scorda più? Cioè pure questi l'ho visti tutti, cioè pure Commando, conversione da un film di Schwarzenegger, è ovvio che era bello sia su C64 che anche su Spectrum. Qui andiamo avanti e questo si parla di lo Spectrum nel mondo, ok? Poi c'era pure, diciamo, visto che piano piano addirittura pure il Commodore 64 ebbe il suo mouse, e allora anche sullo Spectrum fecero questo mouse a 3 tasti. Ricordiamo che il mouse del Commodore 64 venne usato principalmente con il Geos, venne fatta una versione particolare di Koala Pad, che era, diciamo, il programma per disegnare con la tavoletta grafica, che venne fatto, poteva funzionare anche col joystick, con il mouse o con la sua tavoletta, proprio la Koala Pad, che era la tavoletta grafica. E poi ci furono pochissimi altri giochi, mi ricordo una conversione di Arkanoid con il mouse del C64, ma funzionava malissimo, devo dire la verità. Allora, e qui quindi lo Spectrum nel mondo, e ci sono, diciamo, tutte queste periferiche anche citate in queste due pagine. Andiamo avanti. Lo ZX Spectrum in Italia. Ecco, in Italia venne parecchio pubblicizzato, ci mancherebbe, per quanto il Commodore 64 stava vendendo tantissimo in questi stessi anni, la facilità con cui si potevano, diciamo, scambiare i giochi sui banchi di scuola del Commodore 64, la facilità d'uso del Commodore 64, l'enorme quantità di parco software e giochi che si poteva trovare su Commodore 64, secondo me è questo che ha decretato un po', diciamo, la vittoria in numero di unità vendute di Commodore rispetto a Sinclair, ok? Allo ZX Spectrum. Diciamo che un'altra cosa che io notavo, oltre alla grafica, come vi ho detto, era anche il suono. Non ci scordiamo che il Commodore 64 usciva con il SID. Il SID, Sound Interface Device, era un processore all'avanguardia. All'epoca il Commodore 64 aveva un suono spettacolare, laddove questi Spectrum avevano un beeper sotto e gli unici suoni che sentivi era tutti 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 tutti, e il Commodore 64 aveva le demo, c'aveva la musica, c'erano tanti, cioè durante il caricamento non scorderò mai, chi ha vissuto quegli anni se lo ricorderà, il caricamento di Rambo 2, che compariva l'immagine una riga alla volta, ma di sottofondo c'era tutta una musica spettacolare, proprio prodotta dal SID, ok? E poi tutti i giochi, non scorderemo mai, diciamo, quando dopo il caricamento del gioco di Ghostbusters abbiamo sentito parlare il nostro Commodore 64 che diceva appunto Ghostbusters, si capiva benissimo. Poi infatti vennero fatti dei sintetizzatori vocali per il Commodore 64 che andavano a sfruttare appieno queste potenzialità del SID, cosa che purtroppo lo ZX Spectrum non aveva di base. Diciamo, i suoni che uscivano erano tutti da quel beeper, da quell'altoparlantino interno alla macchina. Diciamo, quindi pure da questo punto di vista il suono era migliore quello del Commodore 64, ok? Quindi ecco, queste ve le faccio rivedere, queste due pagine dedicate allo Spectrum in Italia, qualcosa di veramente veramente bello. Andiamo avanti. Ok, lo Spectrum nel mondo, e qui ci sono delle pubblicità anche fatte addirittura sul settimanale Topolino. Andiamo a vedere. E poi non potevano non citare le riviste da edicola che io ho già citato
poco fa, che sono Special Program, Program, Load and Run, tutte riviste da edicola. Soprattutto vedete il primo, la prima versione Program, si chiamava Program, girava da un lato su VIC-20 e dall'altro sullo Spectrum, sullo ZX Spectrum. Quando divenne Special Program divenne lato A C64, lato B Spectrum 48K, perché diciamo il primissimo Spectrum che uscì aveva addirittura 16 KB, ok? Quindi meno del Commodore 64 e più del VIC-20, ma lo stesso, forse per i colori, perché la grafica non era male, attenzione, forse erano i colori che erano diversi dei giochi sia su 64 che su ZX Spectrum, erano talmente diversi che diciamo non lo so, c'era qualcosa che non andava e che quindi non ha preso. Andiamo sempre avanti, lo Spectrum nel mondo, ovviamente c'era una casa, gruppo editoriale Jackson, che sviluppava per tutte le macchine che potevano trovarsi all'interno delle case e quindi perché no anche sullo ZX Spectrum, ok? E quindi poi uscirono un sacco di libri, ovviamente proprio in libreria, dedicati allo Spectrum e quindi a programmare lo Spectrum o a farci dei veri e propri lavori, dei veri e propri database. Ovviamente all'epoca c'era anche una rivista di elettronica che era Fare Elettronica, che chi se lo scorda mai questa rivista, e su questa rivista c'erano anche diciamo dei progetti per crearsi da soli delle interface, delle interfacce per il proprio ZX Spectrum. Ok, qui viene menzionato, addirittura viene fatta vedere una MIDI computer interface per andare a controllare degli strumenti musicali via MIDI, quindi scrivere della musica su un ZX Spectrum per poi farla eseguire via MIDI ad una tastiera, per esempio. Oh, l'arte di Rick Dickinson, ed ecco quello che vi dicevo io, diciamo le forme, le varie forme che vennero dati ai prodotti, che era molto molto importante anche per il marketing, quindi per vendere e quindi per guadagnare più soldi. Quindi diciamo che la forma di qualsiasi oggetto era molto molto importante, gli veniva data una grande importanza. Il Super Spectrum della Timex, vedete questo mi manca, questo non l'ho, il Super Spectrum della Timex, ok? Andiamo avanti, andiamo avanti. Timex e i cloni dello Spectrum, perché anche lo Spectrum ha avuto i suoi cloni, ok? Quindi delle copie della macchina originale. Ciao Luca, buon lavoro, buona giornata e buon pomeriggio. Grazie che mi hai salutato in live, come sempre. Grazie, grazie mille a Luke74 Channel. Tanto stiamo parlando di una cosa che a voi poco interessa. Ai commodoriani, diciamo, questo mondo poco interessa. C'è sempre questa diatriba che i commodoriani vogliono utilizzare lo Spectrum come fermaporte. Va bene, dai, io invece a me piacciono tutte le retromacchine, devo dire la verità, piacciono tutte. Guardate che bella che era anche questa. Per quanto io vi dico, io nel cuore mi porto il Commodore 64, anche se sono stato un enorme utilizzatore di Amiga, per me il Commodore 64 mi rimane sempre nel cuore. Essendo partito da VIC-20, ho sfruttato all'inverosimile il VIC-20 dall'82 all'84 più o meno, poi passai al Commodore 64, punto, basta, e quindi da lì poi ci fu la mia scalata a tutte le varie macchine programmabili che c'erano all'epoca. Tutto ciò che si poteva programmare mi è passato per le mani, diciamo. Quindi sì, alla fine nasco come programmatore per poi morire da sistemista.
Lo so che hai preso anche il The Spectrum, stiamo tutti aspettando il tuo video, eh. Facci, vedi di montare il video e faccelo vedere sul tuo canale perché stiamo tutti aspettando diciamo, il tuo video e diciamo quello che ne pensi tu del The Spectrum. Io non l'ho preso, non ho preso né il The VIC-20 né il The C64 mini, ma neanche il The C64, neanche ho preso The A500 mini, non ho preso niente di tutto questo che è moderno. E io non ho più spazio dove mettere la roba adesso, figurarmi se mi posso prendere pure. Tra l'altro ho visto che sono diventati rarità e i prezzi sono andati alle stelle ovviamente, anche di queste copie moderne di macchine dell'epoca, anche questi sono diventati retro più veloci loro delle macchine originali, cioè una cosa incredibile, ragazzi. Sono usciti tante riedizioni di questi computer dell'epoca, sono andati a ruba al momento dell'uscita, ovviamente non vengono più prodotti, e quindi sono diventati retro introvabili più loro, come succede pure con i vinili, diventano più introvabili i vinili attuali. Un esempio vi posso dare che è l'ultimo di Max Pezzali, Max Forever. Io ho preso una versione normale limitata numerata, c'è la versione autografata, ne hanno fatte solo 500 copie, 1240 euro, 150 euro non la si trova, però c'è ancora non disponibile sul sito della Warner, mi pare, della Warner Music, costava 30 euro, ma tu dopo neanche 20 giorni che è uscito un vinile me lo puoi far pagare 140 euro quando c'è ancora il vecchio prezzo con scritto sold out, quindi esaurito, che non si può più comprare a quel prezzo, però certo 140 euro dopo 20 giorni non c'è manco l'oro, sale così tanto di prezzo, forse solo le carte dei Pokémon. Andiamo avanti qui a parlare dello ZX Spectrum, e qui si parla sempre dello Spectrum nel mondo e dei vari altri lo Spectrum del Nord. Quante sono le versioni dello Spectrum realizzate in diversi paesi? Quello che è certo è che dietro ognuna di esse c'è una storia interessante da scoprire, e qui vengono raccontate queste storie. Guardate, è una bellissima rivista questa, ve la consiglio, costicchia un pochino perché mi pare che costa 14,90, però ve la consiglio. Ecco, e qui si parla delle altre versioni dello Spectrum. Bello, bello, veramente, veramente una bella rivista, E vedete quante pagine, non finisce mai. Oh, ecco il Sinclair QL, questo ce l'ho, guardate, ce l'ho con tutta la scatola, bisogna vedere in che condizioni è. Sinclair QL, molto molto bello questo Sinclair QL, Devo dire che io l'ho utilizzato pochissimo sto Sinclair QL, ma proprio ecco, mi ricordo, mi sa sta scacchiera che sta qui sotto, mi sa che l'ho usato perché a me all'epoca piaceva molto giocare a scacchi, però sul Commodore 64 giocavo molto a Chess Master 2100, uno dei giochi per Commodore 64, dei giochi più venduti di scacchi, riguardo agli scacchi, il Chess Master fu il più venduto. Poi ci fu, diciamo, quello con gli scacchi animati, Chess Battle. Chess Battle fu un grandissimo successo, anche se era lentissimo a caricare. Stava sul dischetto, fortunatamente. Sfruttava, mi pare, anche uno dei vari acceleratori che c'avevo, mi sembra lo Speed DOS, perché era incompatibile, mi pare, col ProLogic, crashava. Però con lo Speed DOS sì, e quindi diciamo il drive con lo Speed DOS associato con la EPROM nel Commodore 64 caricando Chess Battle, diciamo, le varie animazioni venivano caricate molto più velocemente, perché questo gioco di scacchi di cui vi sto parlando, Chess Battle, era caratterizzato da delle animazioni quando un pezzo mangiava un altro, quindi era proprio bello da questo punto di vista. Però poi era un gioco di scacchi normali con le regole degli scacchi classiche che conoscono tutti quelli appassionati di scacchi e che giocano a scacchi. Ok, e quindi io mi ricordo questo gioco con questi colori proprio, questa scacchiera,
e quindi che era proprio prerogativa dello ZX Spectrum. E qua c'è Clive Sinclair, il genio dietro allo Spectrum, parte 3. Parte 3, vedete? Questa è la terza parte di questa lunga storia di quest'uomo che, diciamo, ha fatto la storia proprio grazie a questa serie di personal computer che sono stati prodotti partendo da una sua idea. Ok? Ecco lo ZX Spectrum Plus che ce l'ho, e invece con lo Spectrum Plus ci ho programmato e ho detto appunto che mi trovavo malissimo con quella tastiera di plastica, veramente vabbè, anche le altre tastiere sono di plastica, ma questa era veramente scomoda da usare, mamma mia, non me lo scorderò mai. Tant'è vero che io tutti i miei archivi, sia delle cassette audio, delle videocassette, dei vinili, di tutto ciò che io ci avevo archiviato e numerato, avevo fatto tutto col Commodore 64, perché tra l'altro la tastiera del 64 era di una comodità per scrivere e per archiviare che, diciamo, quasi neanche quella dell'Amiga era così comoda, veramente, mi sono trovato benissimo con quella tastiera. Anzi, quasi quasi uno dei tanti, cioè perché ho tanti Commodore 64 rotti, irriparabili, mi prenderò una tastiera di quelle, me la converto, ci stanno i convertitori a USB per utilizzarla poi con vice e con emulatori, quella stessa tastiera, e quindi quasi quasi me la uso proprio come tastiera normale. Peccato che ci mancano una marea di tasti, il tastierino numerico, cioè non sarebbe una tastiera completa. Però per fare l'input dei dati, visto che mi mancano ancora quasi 4000 vinili da archiviare, lo dovrò fare. Qua questo è il ZX Spectrum 128K, ve l'ho già fatto vedere, ma ve lo faccio rivedere. Eccolo qua, 128K. Andiamo avanti. Pietre miliari, e infatti come pietra miliare anche il 128K viene messo, eccolo qua. Pietre miliari, pietre miliari. Andiamo avanti su questa completissima rivista. Ecco, Ghostbuster c'era anche qui, c'era The Never Ending Story, anche su Commodore 64 c'è The Never Ending Story. Quando è arrivato a 128K, diciamo, i giochi sono anche migliorati, ma ne sono usciti relativamente pochi per lo ZX Spectrum 128 perché costava parecchio all'epoca della sua uscita sul mercato. E qua c'è il valore delle issue, ok, delle varie release di ZX Spectrum, e c'è il valore. Ok, qui continua questo articolo, il valore delle issue. Vedete queste riviste piene di immagini che ci piacciono parecchio a noi, diciamo retro. A me piacciono sia, ecco, quelle che ne so, dei telefilm, dei cartoni animati, eccetera, dei vinili, le copertine dei vinili. Io sono un appassionato di copertine di vinili anche, oltre che del vinile stesso, di come si sente, ma anche delle copertine. Ok? Qui c'è sempre Sir Clive Sinclair, il genio dietro allo ZX Spectrum, parte 4, la fine del regno. Ovviamente, come tutto, c'è un picco, poi c'è la discesa e poi c'è proprio la fine. Sinclair C5 o Q5, non riesco a capire se quella è una Q o una C. Comunque siamo addirittura d'arrivo di questa live. Comunque, come avete visto, anche la Amstrad fece dei cloni di Sinclair ZX Spectrum. Vedete, questo fu il principale, quello con il registratore incorporato. Che spettacolo! E poi venne fatto anche quello con il lettore floppy incorporato. Eccolo qua. Questo mi manca. Quello con il registratore ce l'ho. Questo con il floppy mi manca. Porca la miseria. Vedete, c'era anche la pistola ottica, c'era sia per Commodore 64 che ovviamente anche per il Sinclair. Quindi c'erano anche giochi ottici che con un diodo, praticamente un diodo, chiamiamolo un diodo laser, un diodo LED, diciamo, che era sensibile alla luce, puntato verso un televisore
a tubo catodico, perché non funziona, ovviamente questa roba non funziona sulla roba a LED o a cristalli liquidi, non funziona, ci vuole un televisore a tubo catodico, e queste pistole funzionavano in maniera molto analoga alla penna ottica grafica che esisteva sia per questo Sinclair ZX Spectrum sia per il Commodore 64, e ci fu anche addirittura una versione di penna ottica grafica per il VIC-20, ma il VIC-20, come sappiamo, aveva un pessimo ambiente grafico dovuto ovviamente alla bassissima risoluzione, ok? E questo è, diciamo, lo Spectrum più 2 Action Pack. C'era pure il video basic, pietre miliari. Queste sono tutte cose che ovviamente i collezionisti diciamo che hanno poi prettamente magari Sinclair hanno molto più materiale rispetto a me, rispetto a tanti altri collezionisti generici. Ok, il futuro dello Spectrum, vedete il futuro dello Spectrum. Andiamo avanti. Allora, nuovo hardware, vedete, questo è il nuovo hardware, eccoci qua, vedete? Ok, andiamo avanti. Qualche gioco, qualche immagine di qualche gioco, c'è anche qualche gioco nuovo, perché come dico sempre, gli appassionati di queste retro macchine ci sono ancora, c'è anche gente che sviluppa e vengono sviluppati anche dei giochi per queste retro macchine. La maggior parte sono diciamo distribuiti gratuitamente perché vengono fatte per passione e quindi non per lucro o per guadagno. Oramai non c'è più dietro una casa di distribuzione, eccetera, vengono messi su internet per gli appassionati e quindi chi è appassionato lo può tranquillamente scaricare ed utilizzare. Ok? Questo è il, mi sa, Sinclair ZX Spectrum Next. Questo è il Next, mi sa che è diventato rarissimo sto Next, è difficilissimo da trovare, lo ZX Spectrum Next. Guardate che nuovo hardware, eccolo qua. Siamo alla fine, siamo alla fine. Ok, guardate, ZX Spectrum Next. Mi sa che sì. I nuovi giochi dello ZX Spectrum, hanno fatto anche Cattivic. I nuovi giochi dello Spectrum, vedete? Faccio vedere anche sotto agli amici di Waveful. Queste mi sa che sono le ultime due pagine. Vedete i colori come sono cambiati? In basso vedete? Eccoci qua. Alla fine di questa rivista, molto molto bella, devo dire la verità, molto piena di contenuti. Ecco la quinta parte, come la parte conclusiva. Sir Clive Sinclair, il genio dietro allo ZX Spectrum, parte 5, gli ultimi anni. Eccoci qua. Vedete? E con il valore dei giochi mi sa che si conclude questa rivista. Vedete, c'è tutta una tabella, una serie di tabelle con il valore economico dei giochi originali. Ok? E quindi, diciamo, ecco, l'ultima pagina è dedicata, diciamo, alla pubblicità di Retro Computer. Ok, la rivista di cui questo è uno speciale. Questo è uno speciale della rivista Retro Computer. Ok, in edicola c'è Retro Computer, quindi mi pare ogni 2 mesi esce il Retro Computer, e questo mi pare che esce quando è pronta. Chissà di che cosa parleranno la prossima volta, magari, visto che già hanno fatto la Commodore,
già hanno fatto ZX Spectrum, magari si dedicheranno ad Atari, che anche Atari ha fatto dei computer, non ci scordiamo che anche Atari aveva fatto diciamo, delle macchine con tanto di tastiera ed erano anche abbastanza valide, per carità. Quindi sicuramente troveremo un'altra marca molto molto famosa in copertina con qualche modello e poi parleranno appunto di questi modelli, tutti questi modelli, come hanno fatto, diciamo, dentro questa rivista. Io sono un appassionato, già da quando uscivano le fanzine negli anni 90 dei cartoni animati, ma anche uscivano le riviste dedicate ad Amiga, vedi Zap, The Game Machine, io già ne compravo tantissime, C più VG, che sarebbe computer più videogiochi all'epoca, diciamo ne acquistavo tante già all'epoca, oltre a tutti i fumetti che ho e che compravo in fumetteria, io andavo in edicola, già ero un assiduo diciamo acquirente diciamo, di tutti i vari cassette da edicola, non mi viene il termine, le cassette da edicola, Special Play Games, Special Programs, Play Games, tutte queste cassette che uscivano, i Magnifici 7, i Magnifici 5, tutte queste cassette che poi trovate su edicola 8 bit di Sovox, anzi saluto il gestore del sito, da cui poi ho comprato anche dei bei tomi, trovate i video nel mio canale YouTube www.youtube.com/Renato De Vita, trovate diciamo anche i video diciamo delle riviste allegate alle cassettine da edicola negli anni 80. Andate a cercare, che sul mio canale YouTube è pienissimo di contenuti, mi sto avvicinando ai 1000 video pubblicati, ok? Quindi è un canale pieno di contenuti, ovviamente sempre delle mie 3 passioni principali. Quindi Reni Retro, dedicato al retro computing e retro gaming, c'è Reni J, dedicato alla musica, con un particolare occhio ai vinili, quindi ai dischi 33 giri, 45 giri, 78 giri, tutti, diciamo, ma anche cassette, audiocassette, CD. E poi c'è Reni Toons, dedicato a tutto il mondo di anime e manga, che io alla mia epoca, quando io ero bambino, si chiamavano cartoni animati e fumetti, ok? Adesso diciamo anime e manga, così mettiamo d'accordo un po' tutti, i giovani e i vecchi come me, ok? Quindi ovviamente trovate di tutto riguardo questi 3 argomenti principali sul mio canale YouTube. Questo lo sto ripetendo per gli amici che ci seguono da Waveful, ok? Grazie mille di essere stati qui con me, diciamo è stata una live di circa un'oretta dedicata appunto allo ZX Spectrum, ok? Una live di un'oretta dedicata a questo, diciamo, a questa famiglia di computer, perché questa, tra l'altro qui c'è scritto dal 1982 al 1992, ok? Lo stavo facendo vedere qui, ovviamente c'è speculare, ma poi mi informerò su come levare lo speculare, vedete? Questo è, tra l'altro, come solito di Sprea, tra l'altro le primissime edizioni, perché le ristampe non sono così, diciamo la prima edizione di un prodotto Sprea Editori ha questa scritta, diciamo, metallica che riflette la luce, ok? Quindi bellissima rivista, ve la straconsiglio, perché magari anche se non siete tanto appassionati di Spectrum, ma avere una minima conoscenza di quello che è stato questa famiglia di computer conviene sempre averla. In futuro dobbiamo fare lo sfogliamo insieme di tante, qui c'è un'altra montagna, cioè ce l'ho messe una sopra l'altra, un'altra montagna qua, quindi sono tante le riviste di cui dobbiamo fare ancora lo sfogliamo insieme. Penso che questa settimana sarà dedicata proprio a recuperare lo sfogliamo insieme di queste riviste, quindi qualora vi piaccia quello che io faccio su questo canale, mettete il like sia al video e sia iscrivetevi al canale, ok? Andate a visitare quelli che sono i miei siti, che sono classe74.it, che è il principale, poi c'è starwarsstore.it, che è dedicato al mondo di Star Wars, Guerre Stellari,
c'è legolando.it interamente dedicato ai Lego, c'è il mondo del vinile.it che è dedicato ai vinili, c'è renijstore.it che invece è dedicato alla musica e a tutto ciò che ci gira intorno, e poi c'è magliettevintage.it che è dedicato alle magliette prettamente vintage, quindi con disegni vintage davanti. Tutto quello che trovate su questi siti è in vendita su Amazon, quindi trovate, diciamo, i prodotti sui miei siti, ci cliccate sopra e venite portati direttamente sul portale di Amazon all'interno di quel prodotto, dove potete effettuare l'acquisto. Sui miei siti non è un e-commerce, non dovete dare nome, cognome, indirizzo, niente. A me non mi servono dati personali, quindi i miei siti sono solo diciamo, una versione tra virgolette ordinata di quello che è un grandissimo magazzino che vende di tutto, che è Amazon. Ok? Io ho voluto dare solo un po' d'ordine e mettere insieme dei prodotti tutti simili tra loro, che ne so, tutti i Lego in un unico sito, e poi li andate a comprare tranquillamente su Amazon con la vostra user, la vostra password. Andate e usate tutto quello che già avete memorizzato su Amazon. Ok? Per adesso, diciamo, è tutto. Io vi do appuntamento, sono le ore 13:28 di questo lunedì 3 marzo 2025. Vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con me, ringrazio chi vedrà questo video in differita perché rimarrà sul mio canale YouTube, e niente, vi auguro buon pranzo a chi sta andando a pranzo, e buon pomeriggio a chi ha già mangiato, buona serata, e ci vediamo in una prossima live sempre di Reni. Ok? Grazie a tutti e alla prossima live. Un saluto da Reni, ciao a tutti.